Divina Commedia non compatibile con la religione musulmana, sarebbe questo il motivo che avrebbe spinto le famiglie di due studenti di una scuola media trevigiana a chiedere che i loro figli non studino il poema dantesco. Tutto inizia quando in classe arriva il momento di affrontare Dante e i suoi scritti, ad iniziare proprio da quella che è considerata la più grande opera scritta in lingua italiana e uno dei maggiori capolavori della letteratura mondiale. L'insegnante invita gli studenti che non seguono le lezioni di religione cattolica a scrivere sul diario una nota con la quale viene chiesto ai genitori di esprimersi sull'opportunità che i loro figli affrontino o meno lo studio della Divina Commedia e di altri componimenti che abbiano riferimenti religiosi. Alla lezione successiva arriva la risposta delle famiglie. Due di loro comunicano la propria contrarietà, pertanto i ragazzi vengono esonerati dalle spiegazioni sul viaggio di Dante tra inferno, purgatorio e paradiso. Per loro nessuna interrogazione o verifica sulla Divina Commedia, ma lezioni parallele su Boccaccio. La richiesta dell'insegnante sarebbe nata per evitare problemi, già accaduti in passato, con famiglie di fede religiosa diversa da quella cristiana che si erano opposte allo studio in classe dell'opera del sommo poeta. Va detto che non è la prima volta che la Divina Commedia si trova al centro del dibattito. Qualche anno fa, infatti, in Olanda e in Belgio, l'opera dantesca venne ritradotta per non offendere i cittadini di fede musulmana. E può sicuramente urtare la sensibilità dei musulmani il fatto che nell'Inferno, nel 28° canto, Dante ponga Maometto, Dante incontri Maometto perché lo considera un seminatore di discordie, perché Dante dà credito, dimostra di credere a una leggenda nata probabilmente in ambiente crociato, che non ha nessun fondamento di verità, ma per la quale Maometto sarebbe stato addirittura un prete cristiano che poi, come dire, che non è riuscito a far carriera, che si è arrabbiato per questo e quindi avrebbe, come dire, fondato questa nuova religione. Quanto accaduto nella classe trevigiana sicuramente è destinato a far discutere e ad aprire un confronto all'interno del mondo scolastico italiano sempre più multiculturale. È sempre il solito problema dell'accettare il punto di vista degli altri, da tutte e due le parti.